7 dietro le ali dell'Autostart in questa prova per i cavalli di 2 anni. Favorito Galileo Griff, 2060 i metri da percorrere. Lampeggianti accesi, countdown a 0, si va. Con il numero 1 Gioia TRGF Risaia, Roberto D'Alessandro. Con il 2 Galileo Griff, Pietro Gubellini. Al 3 Giulia Play, Edoardo Locisano. Al 4 Gaia Truppo, Lorenzo Baldi. 5 Gea GPD, VP dell'Annunziata. 6 Gwenda SM, Vincenzo Luongo. 7 Julien Trio, Maurizio Cheli. L'autostart che sulla piegata di destra raccoglie i concorrenti, non toccano l'ala con l'1 Gioia TRGF Risaia che arriva lanciata, mentre si ritrae Gwenda SM. Autostart sulla retta opposta alle tribune, problemi per Gwenda SM. Partiti. Galileo Griff, facile al comando, all'esterno galoppa Gea GPD e così all'imbocco della prima curva. È in vantaggio Galileo Griff nei confronti di numero Gioia 5 Gea GPD squalificato, quindi Giulia Play, mentre si è ripresa in coda Gwenda SM che cerca di andare a riprendere Gaia Truppo che è l'ultima del gruppetto. 16:3 il lancio tranquillo con il quale Galileo Griff ha preso l'iniziativa nei confronti di Gioia TRGF Risaia. Poi in terza posizione Julien Trio avanti a Giulia Play, Gaia Truppo e Gwenda SM. 32:3 per i primi 400 metri di corsa. Si va piano, muove allora dall'ultima posizione Gwenda SM. Vincenzo Luongo prova a rompere gli indugi, 600 in 48,7. Gwenda SM risale allo scoperto, favorito in vantaggio e controfavorita che si scopre, cerca di portarsi in avanti, raggiunge Julien Trio in terza posizione. Intanto il battistrada ha fatto 1,4,2 per i primi 800 di gara. Si scopre Julien Trio che anticipa le mosse di Gwenda SM, va all'esterno Gwenda SM che punta allora in terza ruota il chilometro, passato in 1,19,9 da Galileo Griff, galoppa Gwenda SM. E così Galileo Griff numero 6 Gwenda SM squalificato. Di fuori Julien Trio, in pariglia esterna c'è Giulia Play che lascia alla retroguardia Gaia Truppo. 32 questo paletto, questi 400 metri, segno che il battistrada inizia ad accelerare, in vantaggio a 600 metri dalla conclusione. Una frazione in 15,1, si approccia alla retta opposta alle tribune, a 3 lunghezze di margine ora Galileo Griff che Pietro Gubellini sollecita per accelerare. Ha lasciato lì Gioia TRGF Risaia, di fuori ci prova Giulia Play perché Julien Trio non è un fattore, 2,3,6 il miglio, ma una frazione in 14,1 galoppa Galileo Griff. E così si trova al comando 2 Galileo Griff squalificato. Entra in retta arrivo in vantaggio nei confronti di Julien Trio. Giulia Play in vantaggio, Julien Trio che prova ad andarla a riprendere, ma Giulia Play ormai se n'è andata dalla compagnia. Giulia Play che viene a vincere facilmente con Edoardo Locisano al secondo, Gaia Truppo al terzo, Gioia TRGF Risaia. C'è 32 ad arrivare, ma ovviamente era preso su Galileo Griff che aveva iniziato gli ultimi 400 metri in netto vantaggio. Ha sbagliato a metà dell'ultima piegata, via libera per il secondo successo consecutivo di Giulia Play. Edoardo Locisano in salchi e al training per i colori della scuderia Noma Farm. Un gioiellino questa figlia di Victor Joe, 2 secondi posti e 2 vittorie in 4 uscite in carriera. La rivediamo nelle immagini. Edoardo Locisano in salchi che la ringrazia con la pacca sul posteriore, esulta, vince. Giulia Play. Nicole, a te.